buonasera. Buonasera. Mi sento il mensali? Oh, sveglia! No, scusate, vabbè che sia a Vittorio, ma quando uno dice buonasera si risponde? Buonasera! Grazie altrettanto, benedetto. Oh, scusate. Allora, questa sera partiamo da un 48. Un 48 è successo in 48 a Vittorio. Dopodiché, come ha detto la bravissima Silvia, Vittorino conterà il resto. Partiamo da Vittorio. Le nostre attrici splendide, Stefania, Antonella, vi presenteranno. Questa sera sono il musicista. Oh, un applauso sul musicista. Cominciamo immediatamente. Via. Ok, cominciamo. Ma la musica? Non dovevi fare la musica tu? Sei musicista? Allora attacco. Addio, mia bella, addio, e l'armata se ne va. E se non partissi anch'io, sarebbe una vita. E se non partissi anch'io. La rivoluzione di Palermo, scoppiata in gennaio ed estesasi a tutta l'isola, trionfava. La sua ripercussione profonda sollevava Napoli, la capitale del reame. Ferdinando II di Borbone, impotente a dominarla, era costretto ad accordare il 27 dello stesso mese una Costituzione. Immediate ripercussioni si ebbero in tutta Italia ed in particolare a Roma, in Toscana, a Genova ed in Piemonte. Carlo Alberto l'8 febbraio elargiva a sua volta lo statuto. Il giorno 11 successivo anche Leopoldo II, Granduca di Toscana, ne seguiva l'esempio. Pio IX a Roma, premuto da ogni parte dagli irrompenti entusiasmi romani, emanava la famosa allocuzione con la frase divenuta storica: benedite, gran Dio, l'Italia, mettendo il delirio ai cervelli di quasi tutti i popoli italiani. Ma cose maggiori intanto si annunciavano più lontano. A Parigi, il 22 febbraio, scoppiava contro il governo di Luigi Filippo quella sommossa che, divenuta rivoluzione, costringerà il re 2 giorni dopo a fuggire. Nasce la Repubblica. All'evento inaspettato l'Europa si commuove. La rivoluzione si propaga in Ungheria, in Croazia, fino a Berlino. Le principali città della Germania si sollevano. Il 13 marzo la rivoluzione scoppia a Vienna, costringendo alla fuga il principe Metternich. La straordinaria notizia arriva a Venezia il 16 marzo, a Milano il giorno successivo. È il segnale della riscossa. La rivoluzione torna in Italia da dove era partita. Addio, mia bella, addio, e l'armata. Insomma è scoppiato il 48, quella che sarà chiamata la primavera dei popoli, da Palermo a Torino, da Roma a Milano, da Firenze a Venezia. Scusami un attimo, che vendita che fe in qua de Vittorio, de Cusol, de Formeniga, de Tranquilli. Sì, c'è un momento, ma un momento, ci stiamo arrivando. E se ci lasci parlare, se ci interrompi sempre. Bisogna fare un po' qua. Un momento. Qui da noi possiamo sicuramente dire che per certi aspetti, ma solo per certi aspetti, qui a Ceneda arriva prima che a Venezia. Sì, il giorno 19, un giorno prima che a Venezia, per la prima volta viene esposto il vessillo tricolore sul palazzo municipale. Solo che arriva prima, sì, ma purtroppo finirà fermo, anche prima, molto prima, in modo differente. Che conto subito al finale? Benedetto mondo, dai! Ma sei pedante però, no, sei pedante. Alle 9:30, qua, se no domattina si corre trio, dai! Sì, vabbè, dai. No. Cominciamo, Anto, pronti? Ok. Maestro, una musica d'ambiente. Brianino? D'ambiente, d'epoca. D'epoca. In quegli anni Ceneda era capoluogo di distretto. Contava circa 8.000 abitanti, di cui 5.000 abitavano in città, formandovi poco più di 1.000 famiglie.
vantava una congregazione municipale con il podestà. Il 17 marzo 1846 era riuscita ad ottenere l'onore podestarile grazie a 2 eventi fortunati: l'annessione del comune di San Giacomo di Veglia, che aumentò la popolazione di ben 2000 anime. L'altro evento fortunato fu la morte di Giampaolo Malanotti. Evento fortunato la morte di un porecano? Ma no la morte, il fatto che il ricco e benefico canonico lasciò in eredità al municipio di Ceneda la sua vistosa sostanza, in grado di rendere circa 4.000 lire l'anno. È una gran bella somma per quegli anni, eh? Così, invece di 3 deputati, la città si trovò con un podestà e 4 assessori. Porca che fortuna! Primo podestà di Ceneda, Giobatta Segati, un facoltoso commerciante in vino e grani. Cosa? È il primo sindaco di Vittorio è stato non un nobile, un commerciante dei vini e dei grani? E di vino ne sentiremo parlare in questi anni. Il fatto è che Ceneda, tra gli anni 30 e gli anni 50, grazie al commercio, aveva goduto di una forte espansione economica. Nel 1831 era stata inaugurata la grande strada di Alemagna e nel 1842 veniva aperto il tratto Cordignano-San Giacomo, che abbreviava di oltre 5 chilometri il percorso dei carri provenienti da Trieste e diretti al Priolo. Ceneda era diventata l'emporio tra il Cadore e la pianura. Fra Piazza Salsa e la barriera della Rizzarda era tutto un rigurgito di magazzini all'ingrosso di vino e grani. Eppure, in quei decenni, Ceneda non si presenta all'osservatore in modo troppo vantaggioso. Le sue strade, coperte a ciottoli, mancano di una sistemazione delle acque. Dal castello di San Martino, nei giorni di pioggia, giù, per via Cavertino, Pretorio e Cencenighe, oggi via Lioni, le acque scendono a torrenti. Allagando l'arteria principale producono buche profonde che ostacolano il passaggio dei carri e sono un pericolo per l'incolumità delle persone. I marciapiedi compaiono verso il 1830, assieme ai 33 fanali coi quali si illumina la città, ma non sempre la notte sono accesi. Molte delle circa 800 case sono meschine, deteriorate, talune cadenti, di una desolante rozzezza. Gli stabili nuovi mancano del tutto. Solo negli anni 40 ci sono dei miglioramenti, ma fatti col massimo dell'economia e della modestia. Le idee degli indigeni sono di una primitività umiliante. Dal 1841 si effettua un miglioramento notevole grazie alla nomina nella commissione comunale di ornato dell'ingegner Daniele Francesconi. Ah sì? Francesconi è fondamentale. Eppure, come nel nostro coro. Eppure, Ceneda in passato aveva beneficiato di una certa fama di signorilità. Bello in verità era il nuovo teatro, aperto nel 1835, e notevole il restauro del vecchio ed elegante palazzo. Saltegna il piano catastale perché sennò mattina sento. Quanto Andiamo un po', dai, è più invecchia e più peggiora. Va bene. Parliamo della situazione sociale? Perfetto, la situazione aveva anche l'assessore. Oh, perfetto, bene. Allora, cambia musica, fai una musica sociale. Porta romana bella, porta romana. In certi giorni della settimana si vedono sulle porte, raccolti in folla mendicanti d'ogni età, d'ogni sesso, che aspettano l'1, i 2, i 3 centesimi e al lato della dispensa imprecano, bestemmiano, si calunniano a vicenda cercando di toglierseli dalle mani. Poi muovono in processione alla soglia di un'altra casa e qui si rinnova la scena. Sono parole dell'abate Jacopo Bernardi. E il commissario austriaco, il nobile Fortunato Sherryman. Sono evidenti la demoralizzazione del basso popolo, che pratica una religione solo formale. Le oscenità, il ladroneccio, le bestemmie. I giochi dei fanciulli fin dentro le chiese,
la rilassatezza generale delle donne, l'ubriachezza, la violenza sulla famiglia, il furto sistematico degli uomini. Nelle contrade monache, Piazza Gallina e via Vendran sono frequentissime querele, piccole risse, furti. Le osterie sono frequentate da malviventi e inquiete persone. La notte i sonni sono spesso turbati da schiamazzi, baruffe, putiferi. E ce n'è di nottambuli in giro, questi sì, di tutte le classi. Illustrissimi il più delle volte vanno a prendere il mocha dopo la mezzanotte al bottegon in piazza Garibaldi. Le partite a carte durano spesso fino alle 2 del mattino. Nelle osterie le risse, gli schiamazzi e altre indecenti combricole aggravano la noia dell'oscurità, la quale è grande. Nel novembre del 1847 il fanale alla barriera di Salsa viene rotto in un mese ben 7 volte. Scusi, Mendoza, a me mi pare che stai esagerando. No, questo è quello che... Stai esagerando perché qua ho altri testi, Hai altri testi? Per esempio, sì. il Fagherazzi. E chi è il Fagherazzi? Che ne so? Ma allora tu citi e non sai... No, cito, se l'hai scritto qua, insomma, sarà uno dei illustrissimi, no? Insomma, il Fagherazzi scrive, testuali parole, Seneda non è mai stata città con una T solo come i Veneti, decorosi costumi, vale a dire mai è stato di quelle birbantesche loge che ora veniva chiamati framasoni, liberi muratori, carbonari, giovani d'Italia, i padri provinziali, quando che voleva mandare qualcuno dei suoi frati a predicare qua gli diceva: vi porterete nella città santa, santa e divotissima. Già, città santa e divotissima, con i suoi bestemmiatori tipici, come quel tal Meneghin detto El Danà, o come quel tal Beieri, di professione ladro campestre, che una volta negò la strada al vescovo Squarcina con le più laide espressioni. Ma è stata in osteria, ve lo dico adesso. In osteria sì, ma d'accordo. casa Anche di Brodo oggi non si sì. Ma il Fagherazzi in realtà non sta parlando della criminalità. Ah, no, di cosa no, parla? sta parlando delle idee politiche e religiose. Sta dicendo che a Ceneda non c'erano seguaci della giovane Italia e che da parte della gente non c'era alcuna volontà di ribellione al dominio austriaco. Sì, in nessun atto ufficiale rimasto si trova né l'idea confusa né il più lontano accenno ad una volontà di indipendenza, anzi, i documenti del tempo prodotti dalla classe dirigente sono una continua celebrazione degli Asburgo, dell'Austria, dell'imperatore Ferdinando. Scusami, ma non capi niente. Domande che l'assessore sapeva, un secondo vale. Sono documenti ufficiali, non dire che voleva, Benedetta. Leggi quel rapporto alla delegazione provinciale, quello del commissario Sherryman sui cenedesi del 3 febbraio del 48. Adesso tocca a te. Prima è Parla sempre quando che non le tocca. 89. Ah, sì, aspetta, scusa. Scusami che... Quando deve fare? Ah, ecco, trovato. A metà circa, d'ordine superiore. Al commissario Sherryman. Gli abitanti di Ceneda si possono dividere in 2 classi. La prima, ma faccio l'austriaco, no? Ma non era austriaco. Non era austriaco? No, il commissario Sherryman era sì commissario austriaco, ma era veneto. Dai, leggi come si deve, dai, via. Leggo veneto. Gli abitanti di Ceneda si possono dividere in 2 classi. La prima, numerosissima, di... Leggi? Coraggio. Dai. Su. Che si arrabbia. Vabbè. Leggi? Idioti. Che né si incaricano né si intendono di politica. La seconda, assai scarsa, di persone che gli danno retta. Sì, vabbè. Per favore, leggi cosa scrive ai parroci il vescovo, il nostro caro Monsignor Bellati, Subito dopo. il 16 novembre 1847, pagina 79, all'inizio. Non mancano alcuni spiriti turbolenti e perversi che si attentano di sollevare i sudditi di parecchi stati italiani, tu visto? Contro i loro legittimi sovrani. Continua, per favore. Esorto caldamente i parroci a far comprendere ai fedeli che debbono respingere i suggerimenti degli uomini perversi
che riscaldano gli animi e la ribellione, attirandosi incauti castighi temporali ed eterni. E poi, guarda qua dice, non c'è da preoccuparsi perché la diocesi chiede fin qui saggi di perfetta subordinazione. Ecco. Appunto. Sì, ma allora mi spieghi, io come mai dopo succede tutto nel 48, nel 48? Il problema è che, anche se i patrioti sono pochi, anche se siamo nel profondo nord, anche se il livello culturale medio è quello che è, le idee circolano. Circola il teatro, pericolosissimo, perché il teatro veicola messaggi ed emozioni di libertà e di lotta contro l'oppressione straniera. Se non fa questo, a cosa serve? Già, i veri attori non sono mica valenti, la che del potere. Già. Non a caso, uno dei capi della rivoluzione vittoriese, lo vedremo più avanti, è Antonio Burri, filo drammatico. E un altro protagonista a livello nazionale sarà il grande attore Gustavo Modena. Gli austriaci sono talmente spaventati dalla forza del teatro che hanno emanato leggi speciali incredibili. Vietati i fischi, vietati gli applausi a scena aperta, vietati i bis, vietati gli incontri con gli attori nei salotti privati, addirittura vietato fermarsi fuori dai teatri dopo lo spettacolo. Pensate che a Venezia, nel febbraio del 48, dopo il Macbeth di Verdi alla Fenice, gli austriaci chiudono tutti i teatri, a tempo indeterminato per questioni di ordine pubblico. Contemporaneamente cercano di tenersi dalla loro la Chiesa. Il 9 gennaio dal gabinetto di Sua Maestà Imperiale Regia parte una nota per i vescovi in cui si fa presente... Questo qua è striaco, la necessità per sacerdoti di tenere un contegno corretto e prudente, astenendosi da incauti discorsi sulle pubbliche cose e da divulgare massime condannevoli. Il 12 febbraio da Venezia arriva una notifica che esorta gli abitanti delle province venete a tenersi tranquilli. Il vescovo Bellati scrive ai parroci nel senso desiderato dal governo. Io stesso riposo pienamente sullo zelo prudente del clero affinché si siano intatti i principi del Santo Vangelo che comandano la carità verso tutti e l'obbedienza alla podestà costituita. Il problema è anche un altro. Si sta avvicinando la Quaresima e con la Quaresima i predicatori. Il governatore di Venezia, Conte Palfi, è molto preoccupato. I molti predicatori che si recheranno in queste province per vendirvi la distinta parola potrebbero, per la loro spiegata tendenza al moderno liberalismo e agli ultimi avvenimenti nelle diverse parti d'Italia, diffondere anche in queste province delle massime pericolose in linea politica. Il governatore non è più in tempo per sospendere la venuta dei predicatori esteri, e cioè italiani, e pertanto invita il patriarca che raccomandi ai vescovi che intimino ai parroci che obblighino i predicatori a... non permettersi allusione alcuna, minima, diretta o indiretta, alle pubbliche cose pena l'espulsione in Italia. Vabbè, ok, va bene il teatro, ma qua bisogna che si sereni un pochettino, Cosa succede in quel 48? Ci stiamo arrivando, ancora un momento di pazienza. Il fatto è che a Ceneda non pare ci siano fermenti significativi, non si hanno notizie di moti d'alcun genere, anche se il 14 febbraio l'aggiunto commissariale scrive: i fanciulli delle scuole elementari e del seminario si obbligano a portare in un dato modo inerente alle idee inquietanti del giorno fiocchi ed altri ornamenti delle berrette dei cappelli e perfino a molestare chi fuma il sigaro. Già, come a Milano. A Milano in gennaio ci sono stati scontri con morti e feriti, quando i milanesi hanno dato il via allo sciopero del fumo per danneggiare il governo austriaco titolare del monopolio sui tabacchi. Una circolare della polizia del 12 febbraio proibisce la fabbricazione, lo smercio e l'uso di cappelli di forma, senti questa è meravigliosa, liberale. Cappelli neri o di colore e di che altro tipo egli? Ad ala larga, col cocuzzolo uniforme, cosiddetti alla calabrese, alla napoletana, alla palermitana, alla puritana, ho sbagliato, alla Ernani. Non solo.
veline dei commissari riscontrano una invasione di bianco, di rosso e di verde, nastri, sciarpe, fazzoletti tricolori si mettono in mostra nei paesi con riprovevole abuso. La polizia proibisce tutto, minacciando confisca, multa ed arresto secondo i casi. E a Ceneda i fanciulli si comportano in modo inerente alle idee inquietanti del giorno. Già, gli adulti non partecipano alla protesta. Che coraggio! Si vede che gli idioti hanno altro a cui pensare e i pochi che danno retta alla politica non si espongono. Però se i ragazzi si muovono, qualcosa Non ci deve anticipare essere. tu adesso. Il fatto è che l'Italia è diventata una pentola a pressione e sta per scoppiare. L'hanno ben capito anche gli austriaci. Tanto è vero che nei primissimi mesi del 48 nelle varie cittadine giunge l'ordine di disporre di locali per ospitare le truppe. A Ceneda si provvede con 2 stabili, l'ex collegio del Gesù, le Giuseppine, e il magazzino di legnami di Beniamino Labbi, commerciante ebreo al ghetto. Le truppe, con tempismo straordinario, arrivano agli inizi di marzo. 214 croati comandati da un capitano a Ceneda. Più o meno altrettanti a Serravalle, da notare che fino ad allora non c'è stata alcuna presenza militare nel distretto. La pressione continua a salire. Siamo arrivati al marzo del 48, da dove eravamo partiti. Ci siamo! Sta per succedere un 48! Finalmente, dai, Sì. però prima ricapitoliamo gli ultimi giorni. Dai, Ah, via, ricapitoliamo. dai, ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Dai. Allora, il 13 marzo a Vienna scoppia la rivoluzione che caccia il Metternich. La notizia arriva a Venezia il 16, a Milano il giorno successivo. Il 17 a Venezia la folla manifestante ottiene la liberazione di Daniele Manin e di Niccolò Tomaselli. Il 18 cominciano le 5 giornate di Milano. Il 20 Manin espone sulle torri dell'Arsenale la bandiera tricolore. Gli austriaci, vista impossibile ogni resistenza, firmano la resa. Il 22 viene proclamato il governo provvisorio della Repubblica Veneta. Il sacco è preparato e sull'omero mi sta. Sono uomo e son soldato, viva la libertà. Sono uomo e son. La notizia sbalorditiva che a Vienna è scoppiata la rivoluzione probabilmente arriva a Ceneda la sera dello stesso 17 marzo. La mattina seguente, il 18 marzo, però giungono a Ceneda notizie contraddittorie. Voci di amari casi accaduti a Venezia che con l'inoltrarsi della giornata vanno variando e aumentando. Nei cenedesi si genera apprensione, si esaspera curiosità. I più frenetici non reggono e vanno a Conegliano a cercare notizie. Intanto al Bottegon, il caffè più frequentato della città, è stato affisso l'ordine sovrano del governo austriaco con cui si minaccia la pena di morte, con procedura abbreviata ai rei di alto tradimento. Nelle stesse ore si diffonde un'altra notizia, altrettanto impressionante. Hanno arrestato Burri. No, è Burri, no? Sì, uno degli impazienti andati per notizie a Conegliano. Ma è solo una voce, tra l'altro non vera. Ma si diffonde in fretta e aumenta la tensione. Verso la sera l'impazienza di chi attende si acuisce. Partono carrozze ad incontrare le prime e i pedoni si vanno raccogliendo verso via Rizzarda, sullo stradone che mena a Conegliano. Finalmente, quando sono già le 20, eccoli tornare. Le vetture vengono introdotte in città dalla folla, quasi 150 persone, secondo lo La Sherryman. questura sarebbe, se no gli era molto di più. Si grida viva l'Italia, abbasso le spie, viva Ferdinando. Viva Ferdinando. Come viva Ferdinando? Viva Ferdinando. Ma fa confusione. Torniamo alla storia. La giornata del 19 marzo, pur presentandosi movimentata, ha un'altra fisionomia. La cittadinanza è presa da giubilo, da tenerezza. È domenica e tale circostanza dà maggiore imponenza alle manifestazioni, una delle quali è veramente eccezionale. Tanta gente più bella. Noi vogliamo è comparso
il primo vessillo tricolore. È la cittadinanza che lo ha fatto approntare e il vescovo, accogliendo il primo dei tanti inviti, lo benedice pubblicamente. Appaiono intanto le prime facce di italiani. C'è il filo drammatico Antonio Burri, quello che doveva essere arrestato. Giacinto Spagnol, che era direttore delle scuole elementari, e Giuseppe De Ming. Ma la caratteristica di questa giornata è un'alleanza, anzi un'armonia inattesa. Non solo fra cittadini e cittadini, ma... E qui ha finito di regnare. Un'armonia inattesa tra cittadini, commissario e guarnigione. No, ho capito. Te lo rileggo se vuoi. Armonia tra cittadini e guarnigione? Sì. Che strana sta scena. Sì. A Ceneda non solo è sparito ogni malumore contro Sheriman, ma si hanno delle manifestazioni di simpatia verso i croati. Si apre una sottoscrizione cittadina che frutta 120 lire e difatti i soldati berranno tanto qui quanto a Serravalle in segno di esultanza. I serravallesi quella domenica mandano alla caserma di Santa Giustina 20 mastelli di vino bianco, 10 ettolitri. Agli ufficiali della guarnigione cenedese si offre una cena d'oltre 50 persone. La memoranda giornata finisce in viva e canti interminabili. Codiese e toitri di vin bianco. Che strana stazione da stasera vai. E la bandiera, no, non la canti. No, meglio di no. Il lunedì successivo, il 20 marzo, la baldoria continua. Alla mattina si raccolgono in municipio gli assessori Graziani, Fiorentini e Rossi. Il quarto assessore, Daltan, si assenta senza farcene sapere il perché. Stia male pure. Il podestà Segatti invece è indisposto. Tocca a lui. Anche Serravalle, il primo magistrato cittadino, è assente. Nella seduta la giunta dichiara l'unanime intenzione di attuare la Guardia Civica. È la prima forza armata popolare, non austriaca ma cittadina. Vengono introdotti seduta stante Giacinto Spagnol, Antonio Burri, Giuseppe De Ming ed altri patrioti, i quali in nome della popolazione offrono la bandiera benedetta il giorno prima dal vescovo e pregano la congregazione di ottenere che venga posta nella cattedrale. Il vescovo non può che annuire. Si dispone immediatamente una funzione nel Duomo. Uniti in un sol patto. In mezzo a un'immensa folla di gente e fra il suono dei musicali strumenti, Monsignore benedice la bandiera e intona un solenne Te Deum. Fra questa folla brillano, ben inteso, tutti gli ordini civili e gli ufficiali dell'imperiale Regia Guarnigione. Anche qui. Durante la cerimonia, la bandiera benedetta abbassavasi a nome di Sua Maestà l'Imperatore. E dai, Finito il Te Deum, un sacerdote sale sul Pergamo e annunzia al popolo le ultime sovrane concessioni: libertà di stampa, guardia civica e Costituzione. Poi legge la notifica di Sua Eccellenza il governatore austriaco Conte Palfi, lo stesso che un mese prima minacciava di pena di morte con procedura abbreviata ai rei di alto tradimento. con la quale però adesso comunica che le notizie delle concessioni di Sua Maestà con a me più dolce conforto. Terminata la cerimonia, la folla addensatasi nella piazza prorompe in evviva. Evviva all'Italia, alla Costituzione, a Ferdinando e al commissario Sheriman. il pomeriggio professori e convittori del seminario si recano a visitare la città sorella di Serravalle, che la mattina ha partecipato ufficialmente alle feste di Ceneda. Qui i serravallesi offrono un ricco rinfresco, uno dei tanti. In soli 4 giorni il comitato di Serravalle ordina consumazioni al caffè Salomon per più di 220 lire. Intanto un secondo corteo
di artigiani stavolta, sfila per le vie di Ceneda. Un terzo corteo è arrivato dal borgo di Revine e villici e artigiani, fraternizzando insolitamente nell'esultanza, si mettono a ballare nella piazza dei Riformati davanti al bottegone. I bravi popolani portano ciascuno il proprio bicchiere. Sì, perché a Ceneda, nella piazza dei Riformati, i frati, a Serravalle in piazza Maggiore, ora Flaminio, viene copiosamente distribuito vino. Per la cronaca, Mastelli 21, sempre 10 ettolitri di vino bianco. La giornata si sta concludendo fra danze e vino, sotto una bella illuminazione appositamente allestita per l'occasione, quando viene interrotta da un violento acquazzone che manda tutti a casa. Quell'acquazzone è forse il segno che qualcosa sta per cambiare. Sì, mercoledì 22 marzo, 2 giorni dopo, ricominciano ad arrivare confuse, deformate o anche del tutto inventate notizie da Treviso e da Venezia che agitano la città. Si parla di grandi masse di disertori austriaci dirette su Ceneda, di campane a stormo suonate a Susegana, di saccheggi a Conegliano. Viene immediatamente disarmata la sparuta pubblica sicurezza regia imperiale. Giungono per istaffetta ordini e contrordini di partenza della truppa croata. Il commissario Sherryman prende energici provvedimenti. Mette la truppa a disposizione della Guardia Civica. Proibisce il suono delle campane salvo che per le funzioni religiose. Esclude dal prestar servizio le guardie civiche che siano poco o molto prese dal vino. Dispone che nel pomeriggio e nella notte gli presti servizio in casa uno dei suoi impiegati. Ma quella notte tutto è tranquillo. La rivoluzione è andata a letto, a pigliar fiato. È la quiete prima della tempesta. Sì, perché giovedì 23 marzo è la vera giornata della rivoluzione cenedese. Al mattino, dopo aver viaggiato tutta la notte, è arrivato da Venezia l'ingegner Daniele Francesconi con la strabiliante notizia: i veneziani, dopo aver conquistato l'arsenale, hanno costretto alla resa gli austriaci. Venezia è libera. Non si sa con precisione cosa sia successo a Ceneda quel 23 marzo, solo che quella giornata rimase impressa per sempre nella memoria di coloro che la vissero. C'era ancora chi, dopo tanti anni, piangeva a ricordarla. Dopo le notizie portate da Francesconi, in municipio si radunano rapidamente i cittadini più notabili e nella stessa mattina nominano il comitato provvisorio che aderisce fin dal primo momento al governo di Venezia. Nel nuovo comitato vengono eletti Graziani, Rossi, Fiorentini, Francesconi, Vimena, Pestazzi, Segati. Che strano ciò. Cosa? Scusa, Graziani, Rossi e Fiorentini i vecchi assessori, Pestazzi le segretario comunale, Segati non le podestà ma il fratello. 5 su 7. Dura volare le poltrone, Ma al di là del comitato, quel giorno succede veramente qualcosa di straordinario. D'improvviso, inaspettatamente, un gruppo di 60 austriaci alloggiati alle Giuseppine comincia a ritirarsi da Ceneda verso San Giacomo. Alla notizia che solo in 60 si stanno muovendo, gli abitanti di Ceneda si muovono anch'essi, con l'intenzione di assaltare i soldati e impadronirsi delle armi. Le campane suonano a stormo da tutte le parti. Dalle campagne accorrono in folle i contadini armati di forche, pale, picconi, qualsiasi oggetto che possa procurare offesa e difesa. Probabilmente vi sono anche principi di barricate, asserragliamenti, dissecciamenti, ammassamenti di sassi e tegole sui tetti, gente che fugge in fretta coi bambini a chiudersi in casa. Gli austriaci vengono bloccati dalla Guardia Civica in Viale Rizzarda
e dopo un lungo fronteggiamento costretti a ritirarsi nella caserma Lappi. Allo stesso tempo Antonio Burri, con un colpo audace, tenta di sequestrare il capitano austriaco alloggiato a Palazzo Altano. Il capitano riesce però a sfuggire e a riparare anch'egli nella caserma Lappi, dov'è la sua truppa. Quanto avviene mette grossa preoccupazione alla guarnigione che minaccia rappresaglie. Allora interviene, probabilmente su sollecitazione del comitato, il vescovo Bellati, che va a parlamentare col capitano austriaco. Fuori il popolo è agitato. Ce n'è di quelli fra i cenedesi che chiedono sangue, sangue ad ogni costo, tipo l'armaiolo Costantini, il Pacagnè. Deve intervenire Francesconi a parlare al popolo e a calmare gli animi. Francesconi è sicuramente consapevole del fatto che l'attacco del popolo non può che portare a conseguenze sanguinose, senza il risultato di disarmare i croati. Anche perché nel frattempo a Serravalle sono arrivate da Belluno altre truppe in ritirata, altri 600 uomini bene armati ed equipaggiati. Alla fine della trattativa viene concordato che l'intero presidio si ritirerà con l'onore delle armi. Ma anche che i cenedesi devono pagare agli austriaci per il tentativo di rivolta un tributo di 1200 lire quale ammenda. La mattina del 25, 2 giorni dopo, tutte le guarnigioni della zona, da Belluno a Conegliano, da Ceneda a Serravalle, nonché uno squadrone di cavalleria che stanziava a Treviso, si ritireranno verso Sacile e Pordenone. Vittorio è libera! Vittorio è libera, ma quella notte una finestra è ancora accesa. È quella dell'ufficio del commissario Sherryman. Sì, alle 11 di sera Sherryman è ancora là. Al lume di una lampada sta stendendo la sua abdicazione. Probabilmente quel giorno ha ricevuto minacce, forse gravi. Scrive alla congregazione: pongo me stesso e la mia famiglia sotto la tutela della Guardia Civica. Quel popolo che Sherryman aveva rappresentato appena 2 mesi prima ai suoi superiori, sempre sommesso e tranquillo, che ancora il 19 e il 20 prorompeva in evviva alla sua persona, adesso lo esautora, addirittura lo minaccia. Si trova costretto ad invocare la tutela delle persone che aveva fino ad allora tutelate e, quando occorreva, rimbrottate. Quella notte la sua storia a Ceneda è finita. No, scusa, non è mia, è finita la storia, che ne farò tutto il resto dopo. Ma ascolta, ci ascolti quando parliamo? No, ecco appunto. La storia di Sherryman è finita, non quella della nostra rivoluzione. Ma sta attento. Sì, anche però, anche se non possiamo mica raccontare tutto. Il nostro è solo un assaggio del libro dello Zanette. Il libro è molto più ricco e articolato. Sì, e quindi... Il dite dell'assassino, no? Ma quale assassino? Ma che... Scusa, in ogni storia è un giallo così. Ma dai, ma Anto, riprendiamo, dai. Vai. Scusa, no? Sì, esatto. Su una cosa non è possibile non convenire, che è ben particolare, per non dire altro, il comportamento dei illustrissimi di Ceneda e Serravalle. In realtà sono pochissimi quelli che hanno deciso di combattere contro l'oppressione straniera e per la libertà. Fra questi pochi brilla la figura di Daniele Francesconi. Oh, è il filo drammatico Burri? Sì, anche il Burri, e non solo lui, ma è Francesconi che ha ben chiaro il fatto che gli austriaci si sono ritirati solo temporaneamente e si stanno riorganizzando, che non c'è tempo da perdere, che c'è da dare, e al più presto, una struttura militare alla Guardia Civica e soprattutto armarla. Solo che per armarla servono le armi, e le armi a Ceneda sono 3 pistole vecchie, di cui una in cattivo stato senza azzialino, 2 lance, 4 schioppe, una col calcio rotto, 3 spadi civili, 2 senza fodero. una miseria.
Francesconi sollecita i due comitati di Ceneda e Serravalle a darsi da fare. Questi si attivano rapidamente. Ceneda ordina 150 picche, 3 tamburi e 2 bandiere. Di picche Serravalle ne ordina 100. Ma cosa è? L'armata Brancaleone, armata di picche vale. Sì. Deve averlo pensato anche Francesconi, che sollecita nuovamente i due municipi ad inviare una delegazione a Venezia per richiedere armi. Le due deputazioni sono a Venezia il 29 e riescono ad ottenere una provvista non abbondante ma varia. 2 cannoni, uno per Ceneda e uno per Serravalle, e un po' di fucili, pochi e inferiori al bisogno comunque. Dopo un viaggio avventuroso, il 1° aprile, in marziale corteo la delegazione rientra a Ceneda tra la folla acclamante. Sopra il cannone a cavalcioni, osannato dalla folla, indovinate chi c'è? Antonio Burri, il filo drammatico. Il cannone, come un buon bestione innocuo, viene trionfalmente piazzato nella loggia davanti alla cattedrale. Ma al di là delle acclamazioni, il problema è grave. È arrivata notizia che gli austriaci si stanno riorganizzando sull'Isonzo. Il comitato provinciale emana una circolare con cui ordina l'immediata formazione di corpi franchi in tutta la provincia. Questi devono accorrere verso Udine per approntare la difesa del Friuli. Va costituita la crociata. Nasce il problema dell'arruolamento. Francesconi invia a tutti i comuni del comprensorio la richiesta di predisporre liste di leva. Cordignano invia una lista di 68 iscritti, ma di questi 10 non si presenteranno, 20 sono gracili, gracilissimi o pusillanimi. Da Tarso il comitato risponde che fino al 6 aprile non si è iscritto verun individuo, ma che spera nell'avvenire. Pieve di Soligo manda un elenco di 3 iscritti. Francesconi allora scrive alle delegazioni: Chi in questo istante non accorre in difesa della patria, chi non si presta con gli averi e con la vita per rendere pieno l'acquisto dell'italiana indipendenza, chi, mentre romani, toscani, napoletani, siciliani, piemontesi, genovesi abbandonano le proprie famiglie e accorrono in nostro aiuto senza obbligo nessuno, con interessi ben diversi e minori dei nostri, ma trascinati dal più nobile sentimento del bene della patria comune. Chi crede in questi momenti decisivi di servire al proprio dovere tutelando solo la porta della propria casa? Ebbene, questi non può dire in coscienza di essere italiano. Da Pieve di Soligo arriva la lucida e dura risposta di Antonio Schiratti, uno dei personaggi più significativi. Non è colpa di chi presiede oggi la cosa pubblica. Si è lasciato questo paese estraneo alla civilizzazione, che venne certo mal coltivata dall'aristocrazia e dal pretismo, per i quali la maggior cura fu mantenere l'ignoranza e la bacchettoneria invece che quello spirito di libertà da cui solamente si può aspettare conoscenza della patria e ardore nel difenderla. Eppure il 10 aprile 1848 210 cittadini si raccolgono in armi nella piazza del Duomo con tutto il fiore della Guardia Civica. Daniele Francesconi, acclamato capitano, accresce l'entusiasmo con un vibrante discorso. Dalla piazza affollatissima entrano in chiesa e Monsignor Bellati benedice le armi, le bandiere e i crociati. La legione esce dalla cattedrale e si mette in moto attraverso le vie della città. Li precede portando la croce e accompagnato da 2 chierici il cappellano Don Feletti, cui segue la bandiera tricolore. I legionari partono scortati dalla banda e accompagnati dalla folla applaudente. Tutti sono invasi dalla commozione. Al tramonto del sole, la crociata parte caricata su 6 carrette, tra i plausi e le lacrime degli abitanti. Piangere mio tesoro, forse... Dopo la partenza, però, i nostri 210
non troveranno più né banda né folla applaudente. Ben altri incontri li aspettano. Lasciamo andare i nostri crociati e torniamo a Ceneda. Torniamo a Ceneda un mese dopo, no, 8 giorni dopo. 8 giorni dopo, il 18 aprile, a Ceneda arriva come fulmine a ciel sereno la notizia che gli austriaci, riorganizzatisi, hanno passato l'Isonzo e avanzano rapidamente verso Udine. Si chiede con urgenza l'invio di forze verso Sacile. Il comitato provinciale e quelli del distretto di Ceneda si consultano, discutono, ma non riescono ad inviare alcun soccorso. La sera del 21 aprile, una urgentissima porta a Ceneda il grido della capitale del Friuli. Il nemico è alle porte. Dalla torre del borgo di Aquileia gli abbiamo scagliato contro le nostre cannonate. Le campane suonano a stormo. Il popolo tutto è sotto l'armi, su tetti, alle finestre, alle barricate, mostrando molto coraggio. Ma il nemico fa avanzare le artiglierie. Se il soccorso non giunge siamo perduti. Ma i nostri non sono in grado di fare nulla. Gli austriaci occupano Udine, poi muovono verso Pordenone. Le speranze adesso si poggiano sulla linea del tagliamento, difesa dai crociati veneti guidati dal vecchio generale piemontese La Marmora. Il 24 aprile, giorno di Pasqua, giunge a Ceneda un'altra urgentissima da Sacile. Immediatamente, senza avere un ritardo, tolto qualsiasi motivo o pretesto, spedite qui i vostri cannoni per inoltrarli al tagliamento, dove sono indispensabili alla difesa comune. Poche ore dopo, trainato da 4 cavalli, il vecchio arnese d'artiglieria che aveva fatto imponente mostra di sé sulla loggia di Ceneda, muove verso il Friuli, seguito di lì a poco da quello di Serravalle. Nessuno dei nostri li accompagna. I 2 poveri pezzi, però, vengono poco dopo dirottati verso Conegliano. La ritirata continua oltre il Piave. Le truppe italiane bruciano il ponte sul tagliamento. Ripassando quei luoghi dove i paesani, giorni prima allegri e contenti, ci avevano salutato con entusiasmo come liberatori, ci si serrava il cuore in vedendoli sbigottiti, silenziosi, con la disperazione impressa sul volto. E noi, con la testa bassa, quasi vergognosi di colpe non nostre, procedevamo in ritirata con la mestizia nel cuore, confortati solo dalla speranza di poter in breve dar prova di coraggio. Sono le parole del diario di Giuseppe Cortuso, un crociato di Serravalle, uno di quei 210 partiti 8 giorni prima. La nostra difesa, mai cominciata, è già finita. Siamo alla mercé dei vincitori. Il comitato di Serravalle dà immediatamente ordini tassativi già il 26 aprile. Mi raccomando che si provveda ad acquistare al negozio Vascellavi per lire 3 tessuto per bandiere bianche. Che Feltrin Giovanni cancelli dai muri le scritte sovversive. Viva l'Italia! Per una spesa di lire 1,50. Allo stesso tempo il comitato di Ceneda invia a tutti i parroci una circolare con la quale si proibisce rigorosamente il suono delle campane e si raccomanda che le popolazioni forniscono alle truppe austriache in arrivo quanto fosse da loro richiesto: vitto, fieno, carni. Il 1° maggio gli austriaci sono già a Sacile. Da Sacile avanzano rapidamente verso Conegliano e il 2 maggio per il Menaret un'avanguardia entra in Ceneda. Lo stesso 2 maggio una delegazione si reca a Conegliano ad incontrare Lugent, il generale comandante le truppe austriache. Non si sa cosa venga detto in quell'occasione, ma nel complesso, con gli atti, il Lugent terrà fede nei giorni successivi alla sua volontà dichiarata di oblio e perdono. Non farà così nei mesi seguenti a Vicenza, dove attaccherà con inaudita violenza la città martire per ben 3 volte, fino alla sconfitta e alla capitolazione il 10 giugno. Ma torniamo a Ceneda. Il 3 maggio, alle 11 di mattina, si incontrano tutti i membri del comitato, evidentemente meno Daniele Francesconi, assente troppo ben giustificato,
In pochissimo tempo si sancisce l'atto di morte del comitato. È vissuto solo 41 giorni. La congregazione risorta dalle ceneri si dà un gran da fare. Offre ripetuti rinfreschi e festeggiamenti all'esercito austriaco. Forse altri 21 mastelli di vino bianco, se non di più. Il comandante del battaglione, nel lasciare Ceneda per andare a combattere e a massacrare gli italiani a Vicenza, Verona, Padova, Bologna e Venezia, scriverà, visibilmente commosso, alle autorità municipali, rendendo... Distinte grazie per il molto cortese con quale furono accolti i soldati del mio battaglione. E magari gli assessori Graziani, Fiorentini Rossi, tornati al loro posto, ma no, che dite, grazie a voi, così gentili. Forse aveva proprio ragione il commissario Sheridan quando diceva che gli abitanti di Ceneda si possono dividere in due classi. La prima, numerosissima, di... E la seconda? La seconda? Ti sei dimenticato della seconda, ti sei dimenticato della crociata di Daniele Francesconi, di Giacinto Pellatis, di Giuseppe... di Antonio Burri, sì. Dai. Di Giacinto Spagnol, direttore delle scuole, partito volontario malgrado i suoi 54 anni e i 6 figliuoli. I morti e i feriti nelle battaglie del 48 e del 49. Girolamo Demin, Giovanni Bastiani, Cristoforo Sala, Antonio Mometti, Antonio Perusini, Luigi Pianca. 210 cenedesi, partiti il 10 aprile, ma anche gli altri, partiti nei giorni immediatamente successivi. Che, magari armati di sole picche, andarono a rischiare la vita per la libertà, per un mondo più giusto, per la nostra Italia. Erano falegnami, fabbri, calzolai, sarti, mugnai, canapini, contadini, questi ultimi quasi il 50%. In grandissima parte appartenenti alle classi più umili. Erano soprattutto giovani, avrebbero dovuto avere dai 18 ai 40 anni, ma c'erano anche minorenni che avevano falsificato i documenti. Vittore e Antonio Raccanelli, 16 e 17 anni, figli di un modesto barbiere, fuggiti da casa e arruolatisi all'insaputa dei genitori. Parteciperanno alla difesa di Venezia e vi rimarranno fino alla fine. Vincenzo Francesconi, 16 anni, e accanto a lui altri 4 diciassettenni di Ceneda, ma anche altri di Cordignano e di Tarzo, tutti contadini. Uno di loro, alla partenza, ritenuto inabile perché troppo immaturo, fu visto piangere ed ottenere col pianto l'assenso desiderato. Andrea Braido, da San Martino di Colle, che sebbene imperfetto e incapace di un lungo viaggio, volle arruolarsi e partire. 200 cenedesi su 8.000 abitanti. Sono tanti, sapete? Oggi in Italia vorrebbe dire 1,5 milioni di volontari. Formeranno 2 compagnie che combatteranno con sprezzo del pericolo e per alcuni anche a prezzo della vita. Prima a Treviso, poi a Venezia, a San Tommaso, a Portaltinia, sul ponte della ferrovia, a Marghera. Quelle 2 compagnie saranno il primo nucleo del reggimento dei cacciatori del Sile, che diventerà nella successiva regolare divisione la 5ª Legione Veneta. Ci piace pensare che in una delle notti, prima di qualche battaglia, a Venezia o a Vicenza o a Padova, qualcuno di loro, pensando a quanto stava avvenendo, al fatto che magari l'indomani avrebbe perso la vita in battaglia, mormorasse: secoli calpesti ed erisi, perché non siamo popolo
siamo.